Presentato stamani il biodistretto agroecologico Valle dei Templi presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento. È il primo in Sicilia. Ai sensi della normativa dell'Unione Europea, i distretti biologici o biodistretti sono aree geografiche in cui si pratica e si promuove l'agricoltura ecologica, coinvolgendo attivamente cittadini, istituzioni, agricoltori e altri attori della filiera. Un biodistretto che è stato riconosciuto ufficialmente il 12 giugno, quindi il giorno della conclusione del congresso di agroecologia, riconosciuto dalla regione siciliana, ed il primo biodistretto agroecologico italiano e siciliano come riconoscimento, quindi siamo a norma conforme. Il biodistretto chiaramente questo biodistretto agroecologico Valle dei Templi comprende sia il comune di Agrigento ma anche tutti i comuni limitrofi, quindi 13 comuni, quindi una vasta area, con l'obiettivo di promuovere un modello di agricoltura che oggi sappiamo essere in grande crisi, che sia sana per l'ambiente, per i cittadini, per chi produce. Quindi un momento trasformativo di questa società. C'è un grande lavoro, siamo solo al punto di partenza. Ecco, quali saranno le prossime iniziative in itinere? Ma le prossime iniziative, intanto, quando un biodistretto viene riconosciuto dalla Regione Siciliana, vuol dire che già c'è un piano, c'è un programma. Quindi è un programma che dobbiamo attuare. Questo programma si sostanzia intanto nell'andare nei vari comuni che fanno parte, quindi territori del biodistretto, incontrarsi con gli agricoltori, con i tecnici, con le amministrazioni, intanto per dire che cosa siamo e che cosa vogliamo fare. E quindi fare una serie di programmi. Il programma è triennale, poi viene rinnovato ogni 3 anni, per indicare quali sono le vie da percorrere. Diciamo, il lavoro è grande, ma una precisazione: oggi il biodistretto o i distretti biologici sono le entità riconosciute dall'Unione Europea per promuovere la politica agricola del futuro. E il nostro territorio, la nostra provincia, a che punto è in questo senso? Allora, abbiamo molti vantaggi e alcuni svantaggi. I vantaggi sono che è ancora una provincia dal punto di vista naturalistico abbastanza idonea, quindi poca distruzione, anche perché dove ci sono i biodistretti tutte le attività, non solo quelle agricole, devono essere conformate alla sostenibilità. E dall'altro canto ci sono delle crisi ma che accomunano tutta l'agricoltura del sud Italia, siciliana, per vari motivi, che oggi non ci dilungheremo, che vanno guidate, seguite attraverso quella che viene chiamata la transizione agroecologica. C'è molto lavoro. Ecco, questo caldo come incide sulle colture agricole? Approfitto per l'occasione. Il caldo incide, è una delle variabili che complica un pochettino le attività di chiunque voglia fare programmazione, perché queste variazioni climatiche, chiamarle cambiamenti climatici è complesso, ma ci sono, incidono chiaramente sui cicli produttivi. Basti pensare che oggi la linea della produzione della viticoltura o dell'olivicoltura si è innalzata nel mondo, in Europa, proprio perché il riscaldamento sta variando questi cicli biologici. E quindi là anche il biodistretto deve affiancare gli agricoltori secondo le migliori scelte, fatte con criterio, con gli aspetti tecnici, scientifici, e seguirli sul luogo, perché oggi gli agricoltori spesso, dobbiamo dirlo, sono stati abbandonati. Dimenticavo anche un fattore importante per concludere: la grave siccità in cui il comparto agricolo purtroppo... La grave siccità è uno dei problemi però che abbiamo in parte voluto noi, perché considerate che in Sicilia l'agricoltura assorbe sia direttamente che indirettamente per malfunzionamenti di dighe, eccetera, il 70% del fabbisogno irriguo regionale. Quindi c'è un problema nel problema. E allora proprio le politiche di risparmio idrico, di efficientamento idrico, rientrano pure nei criteri di un biodistretto. Diciamo è un tutto tondo sul problema agricoltura. Anche la Confagricoltura fa parte del biodistretto? Sì, la Confagricoltura chiaramente è un'organizzazione categoria che rappresenta gli imprenditori agricoli, ed è chiaro che è fondamentale l'apporto degli imprenditori, perché un biodistretto senza gli agricoltori non avrebbe senso di esistere. E quindi con i nostri soci e con tutta la nostra organizzazione siamo a disposizione e stiamo lavorando per appunto
valorizzare e far andare avanti questa bellissima realtà che abbiamo creato in provincia di Agrigento. Tra l'altro è il primo in Sicilia. Sì, è il primo in Sicilia, ma dobbiamo mandarla avanti perché non si costruiscono solo le cose, ma è difficile mandarla avanti, appunto. Emanuele Giunfrido presente a questa iniziativa di oggi perché l'azienda Airone è, diciamo, una delle prime capofila di questo nuovo distretto. Sì, noi abbiamo aderito con grande interesse alla partecipazione di questo biodistretto perché chiaramente non è solo un'adesione, ma è una trasformazione aziendale, è un modo diverso di concepire l'aspetto agricolo e tutto ciò che lo circonda, quindi dalla biodiversità alla produttività. Va bene così.